Una rivoluzione. Ma sì, un'autentica rivoluzione. Pensare che grazie alla collaborazione di tutti gli operatori, dei direttori generali, dei medici, si possa avere gli ospedali dal 1° settembre, nella peggiore delle ipotesi, aperti il lunedì, il mercoledì, il sabato e la domenica dalle 8 di sera a mezzanotte, vuol dire dare veramente un grande segnale ai cittadini. Nelle difficoltà che c'è nella sanità, i costi che questo comporterà, è un impegno che grava in che maniera? Guardi, noi siamo in grado di affrontarlo, con la collaborazione, capiamo il sacrificio che chiediamo, però una rivoluzione epocale che ci porta a dire ai cittadini che dalle 8 a mezzanotte, 4 giorni a settimana, puoi farti una risonanza magnetica, puoi farti un TAC, puoi fare quella diagnosi che prevede l'impiego di una grande macchina. Questo vuol dire non avere più liste d'attesa. Si vede l'appello del Vescovo di Vittorio sui suicidi, no? L'appello alle istituzioni perché magari si diano ancora maggiore... Ma è l'istituzione e anche la diocesi, cioè non sono solo perché non vorrei che questo diventasse l'occasione ogni volta che c'è un problema. Chi siamo? L'istituzione siamo tutti noi, vescovo compreso. E dall'altro dico che noi ci stiamo dando da fare sul fronte delle risorse come Veneto Sviluppo, ma ancora di più, me lo lasci dire, sul fronte dello sportello Inoltre che abbiamo aperto, che dà servizi psicologici che oggi sommano a oltre 500 interventi fatti su imprenditori che volevano suicidarsi o in difficoltà a causa della crisi. Diciamolo, sono degli eroi o no questi qua che si uccidono? Ma guarda, io non sono per mitizzare nulla, nel senso che noi dobbiamo pensare che sono persone che hanno bisogno di aiuto e penso che la comunicazione, questo è un appello che faccio alla comunicazione, debba chiudere anche con un segnale positivo quando comunica magari un suicidio, che è quello di dire che c'è anche chi ce la fa. C'è anche chi si rivolge a uno sportello per chiedere aiuto, c'è anche chi trova altre alternative, perché non possiamo legittimare che questo diventi una norma per il nostro territorio.